Aquileia qua con l'amico Giovanni, Cibo Gourmet. Perfetto, una cosa bella di Udine. Beh, Udine è tutta bella, quindi ci sono molti aspetti positivi che apprezzo di Udine, per quello ci vivo anche, e le persone e la città in generale, quindi con quello che offre, le attività commerciali, una città piccola però insomma ricca con un'offerta molto ricca. Ecco. Perfetto, sì. Una cosa buona di Udine. Una cosa buona di Udine, senza senza esagerare, ecco, direi che è il nostro Frico Burger, che è il prodotto di punta della nostra gastronomia, e lo facciamo in 6 versioni diverse. E niente, all'interno c'è un frico Burger perché? Perché c'è il frico, quindi un panino friulano all'americana, quindi è strutturato per avere ovviamente un'immagine importante, e quindi deve essere invitante, deve essere bello, deve far gola, diciamo, e all'interno c'è un prodotto tipico friulano, il nostro frico, il frico che prepariamo noi col formaggio di Pagagna. Marioni, assessore all'istruzione del comune di Udine. Allora, 2 domande secche, una cosa bella della città. La città di Udine è bellissima, poi ci sono dei monumenti importanti, vie importanti, scorci importanti, però devo dire che Piazza Libertà e il castello di Udine qualificano veramente la città di Udine dal punto di vista architettonico, artistico. Poi ci sono tanti altri punti della città. L'altra cosa, una cosa buona. Una cosa buona di Udine è che via Mercato Vecchio finalmente è diventata area pedonale e tutti vi possono passeggiare tranquillamente, è una zona splendida della città e io sono sicura che tutti gli udinesi abbiano apprezzato questa decisione che è stata presa dall'amministrazione. Maria Secco, una cosa bella di Udine. Una cosa bella di Udine, per collegarmi al Friuli Doc di quest'anno, è la possibilità per me e la mia famiglia, Samuele, Nicolas e Susanna, di presentare il nostro lavoro a tanti turisti e avventori della città durante questa manifestazione, quindi portare avanti il nostro progetto culinario e presentarlo al più possibile di persone. Una cosa buona di Udine? Beh, una cosa buona sicuramente è il nostro menù di questa edizione, e vi direi il raviolo con il cotechino servito con una salsa al crano, una tipicità friulana rivisitata da dei giovani. Qua lo stand del Cavasso Nuovo con l'amico Giorgio, cioè Barbecop. Perfetto. Allora, una cosa bella di Udine. E sono gli udinesi che devono venire via Aquileia, no? A mangiare da noi. E invece una cosa buona. Ma buona, stupenda, i gnocchi della nonna con funghi e salsiccia, cucinate all'istante, divinamente buoni. Mamma mia, e qua il chiattonò, guarda il chiattonò, guarda il chiattonò, che rochetta dolce. Vai, Con l'amico Loris del birrificio 620 passi. Allora, una cosa bella di Udine. La cosa bella di Udine, che mi piace in questi ultimi tempi, è che è molto più a misura di ciclista, cosa che per me è una cosa stupenda, perché mi muovo sempre in bicicletta in giro per la città, e quindi secondo me è una cosa bellissima di Udine. Allora, una cosa buona di Udine. È una cosa buona a questo punto, visto che in questi giorni abbiamo avuto tanta acqua, direi la Caligo, che è quello che c'è stato per tanti mesi, che oggi manca un po', è una Blanche, una birra bionda fruttata, non spinta magari come potrebbe essere una belga, piacevole, 4,3 di grado, prodotta dal nostro birrificio 620 passi, nasce a Marano e continua la sua storia a Gorgo della Tisana. Vittorio Veneto con Katia, allora, una cosa bella di Udine. Che è una città molto bella e molto vivibile. Perfetto. Una cosa buona? Buona, il mio lavoro artigianale, è tutto fatto a mano, pezzi unici e lavoro con la materia. In poche parole.
qua in via Vittorio Veneto con Flavia Ada. Allora, una cosa bella di Udine. La nostra curva nord. Una cosa buona di Udine. Frico. Siamo con Claudio Catarossi in via Vittorio Veneto. Allora, le domande secche, una cosa bella di Udine. Ma la cosa bella di Udine è che questa amministrazione ha creato tanto, ha rifatto Udine, strade, marciapiedi, rotonde, viali, scuole, un'amministrazione fantastica, presente e attenta a tutto per i cittadini. Una cosa buona. Una cosa buona, ma è una cosa buona che io ho avuto la fortuna di essere presidente della quinta circoscrizione Cusignacco Paparotti Sol Tuderico, e anche lì abbiamo trasformato un po' il paese nei vari lavori che erano da fare. Abbiamo fatto dei parchi, abbiamo messo adesso anche dei giochi nuovi per i ragazzi, abbiamo fatto le illuminazioni a LED per il risparmio energetico, insomma sono state create un sacco di cose. Allora 1, 2, 3, via, siamo pronti con Giovanni in via Vittorio Veneto. Allora, una cosa bella di Udine. I borghi, il mio borgo specialmente, il borgo Pratiuso. È una cosa buona. L'udinese calcio. Finito.